invece, Soave, che per c'è ragioni da- pubblicitarie, per far contento il Soave invece... Soave vive una situazione quasi Posso? opposta, come no? Sì, volentieri. Perché è uno dei vini più diffusi al mondo, quantitativamente, e per cui ecco, non è che abbiamo bisogno di spiegare ai consumatori cos'è, da dove arriva, eccetera. Almeno presumo che non sia così, proprio per la sua storia ormai di lunga data. In particolare di questo che è Soave classico, nelle zone proprio storiche tra Soave e Monteforte, zona tradizionalmente evocata Ma- e fatta per sti vinicoli. Senti, ti interrompo un attimo, no? Sì. Cioè, Soave classico, perché classico? Classico, Cioè, c'è un altro tipo di Soave che non è classico? c'è un altro Soave che non è classico perché proviene da uve, da vigneti che non sono all'interno di quelle colline di cui ti stavo Oh, parlando capito. prima. Quindi non cresce dove cresce il tuo, sul Monte Tenda. Esattamente, cresce in altri altre vigneti, in zone. altre zone, che la denominazione del Soave è abbastanza ampia. Quindi, ma il classico sarebbe un'aggiunta come valore? In O no? teoria O sì, solo una in questione teoria di... sì, In teoria in sì. pratica ti posso dire, anche perché io vengo da una zona che è Un'esperienza quella di Ronca, eh. in cui ci sono delle colline altrettanto interessanti, altrettanto valide, e non è che le colline di Ronca abbiano un che da invidiare alle colline di Monteforte. Hanno delle caratteristiche abbastanza simili, un po' diverse, però non possono fregiarsi di questa termine che è classico. Una questione di confini, insomma. Una questione di confini, esattamente, di storia, Di storia. e di confini, E di confini. che vanno di pari passo, insomma. Ma senti, quella mela bianca di cui parlavamo prima di sederci qua, Il pomo. il pomo in Veneto. Luca, chissà cosa ci avrà preparato. Tartufo, Che si vede, burrata e patate. È un tortello chiuso a mano, un tortello fatto con solo rossi d'uovo. però, solo rossi d'uovo. Solo rossi d'uovo. Beh, insomma, ci sarà un po' di farina. Penso. Sì, vabbè, logicamente la farina c'è, però non c'è l'uovo intero, ma è fatto Senti, solo ma con rossi d'uovo. la farina usi anche tu, le farine dei grani Ma questa è antichi, una farina, oppure una farina, insomma, abbastanza farina normale. e semola. Una E semola, farina non- abbastanza sì, normale, sì, insomma. farina normale, cioè. Buono. Dobbiamo anche assaggiarlo? Io ho la mia forchetta e Assaggiamo se Ci tocca il questo. Monte Tenda Soave a favore sempre. Ah, però. Io faccio invece, sai come? Ho visto in TV, è diventato freddo, non va bene? evitiamo che diventi freddo. Dirò che è sarà una bella gara per il tuo Soave. Stare al passo. O no? Beh, ma le gare sono belle quando sono avvincenti. Sai cosa? Intanto mi sembra che tiri fuori nel tuo Soave la parte più decisa e anche leggermente alcolica. Questo piatto, intendo, no? Non è... Sembra quasi che il Soave abbia tirato fuori un po' le unghie, no, nei confronti sia dell'uovo che stranamente non sento. Forse perché ho usato solo il tuorlo e non l'albume, quindi c'è una differenza un po' più, come dire, più diplomatica, non c'è questo sentore di uovo così marcato. Pesante. Esatto, perché di solito anche l'albume è la parte proteica dell'uovo che è quella che ha un po' di naso, no? Vedi, imparo anch'io qualcosa oggi. Senti, ma il fatto di non passarlo in legno? È una scelta anche perché ho un'altra versione con un altro crew che invece fa il suo affinamento in legno. È una proposta diversa. Ho scelto il Monte Tenda per un affinamento solo di acciaio perché mi piaceva valorizzare e riuscire a esprimere al massimo proprio questa sua componente aromatica che non ho nell'altro crew, che si chiama Pigno. Lì si sente più il legno allora.
si sente sicuramente il legno, perché se c'è o c'è e si sente o non si sente, ma non ha senso farlo.